Stazione abbandonata, l'abbiamo trovata scendendo dal Fadalto per puro caso, ma secondo voi si potrà entrare in questa devastata vecchia stazione? Probabilmente no, però noi ci proviamo a vedere se c'è qualche porta aperta e infatti eccola qui, porte aperte e qua possiamo entrare e vedere com'è ridotta questa povera stazione. Questa era la biglietteria. Questa era la biglietteria. Casermetta, orologio, centrale termica. C'è un quadro elettrico così, è veramente fantascienza. I funghi dentro la stazione. Pazzeschi, pieno di funghi. Bellissimo sto quadro elettrico. Manovratori manuali. Strano che neanche i rumeni che abbia rubato i cavi di rame da qua. Con manovratori manuali. Pazzesco. Pazzesco. Secondo me per vedere il resto bisogna entrare nell'altra porta, perché mi pare che qua non si veda più niente. Mamma mia, guarda il tetto, come si ciappa mai. Siamo anche fortunati che non arriva un tocco sulla testa. Questa è la sala d'attesa, o già era la sala d'attesa. Mamma mia ragazzi, mamma mia. E qua si mura? Non ti arrivi neanche sulla sala d'attesa qui principale. È strano che sia termosifone in ghisa.